molto importante che le potenzialità concrete dei fondi pensione, cioè accumulazione di risorse, e che devono poi naturalmente alimentare le prestazioni quando sarà il momento, possano diventare l'occasione, oltre che di investimenti diciamo di tipo finanziario per valorizzare quel capitale, possono diventare anche investimenti, come si dice, nell'economia concreta, nell'economia reale. E quindi questa parte, che potrebbe essere a mio avviso molto più forte di quella che si sta realizzando, perché siamo ad esperienze ancora in realtà troppo limitate, dovrebbe essere anche favorita dal ruolo per esempio della fiscalità. Allora c'è in atto quest'anno questa sperimentazione stabilita dalla scorsa legge di stabilità sul cosiddetto credito d'imposta, che permette in sostanza di mantenere la tassazione all'11% come era prima dell'inasprimento che c'è stato al 20% per tutti gli altri tipi di rendimenti di investimento. E quindi se si incentiva fiscalmente il fatto che i fondi investano nell'economia reale queste risorse, a mio avviso questa è una buona strada da potenziare anche, cioè passare da una sperimentazione a una fase invece in cui questo è un intervento di sistema che riguarda tutto il sistema, incentivare cioè i fondi a smobilizzare queste risorse non tanto e non solo nei titoli di Stato, ma anche per favorire investimenti concreti, perché questo crea a sua volta sviluppo, a sua volta lavoro, a sua volta contribuzione, quindi è un sistema che si mette in moto e che va sicuramente verso prospettive più robuste di crescita. Anche qui un ruolo decisivo, perché sostanzialmente il concetto della flessibilità qual è? Nelle forme poi, nelle misure che si verrà stabilito, che tu puoi accedere prima del previsto in diverse forme, la staffetta generazionale, il prestito previdenziale, la flessibilità in uscita diciamo con una riduzione del valore della pensione, se appunto avrai una riduzione del valore della pensione, perché il conto poi definitivo deve rimanere, diciamo, non può cambiare. Allora da questo punto di vista, se il lavoratore dispone già di un pacchetto diciamo aggiuntivo di rendimento pensionistico che deriva dalla previdenza complementare, può affrontare queste necessità di flessibilità, può affrontarle a cuor più leggero, perché può entrare in una di queste opzioni e sa che ha la garanzia che insomma avrà anche, oltre al rendimento poi della pensione obbligatoria che sarà un po' inferiore per questi motivi, avrà anche la possibilità di valere con la previdenza complementare. Per chi non ce l'ha questo, chiaramente oggi è un problema, ma nel tempo, quindi facendola anche subito, può diventare un elemento che lo aiuta, perché comunque il sistema a regime, quello previdenziale generale, avrà una sua flessibilità per poter diciamo mantenersi anche in rapporto alle diverse esigenze economiche e sociali del momento, e quindi avere un proprio pacchetto di previdenza complementare e la via contrattuale dei fondi contrattuali è sicuramente la migliore, è una garanzia in più per il lavoratore di affrontare poi la vita dopo il lavoro con la previdenza in maniera diciamo più dignitosa, anche più serena, con prospettive migliori. Assolutamente, quindi bisogna incentivare l'adesione ai fondi pensione e quindi valorizzare esperienze come Solidarietà Veneto, che hanno preso questa strada già molti anni fa, che sono anche attive sul stato degli investimenti, perché queste due cose aiutano entrambi ad avere fondi complementari robusti e concretamente sostenitori dello sviluppo.